pugili a salire sul quadrato per dare vita al secondo match, al secondo ottavo di finale, categoria chilogrammi 70. Gregory di Candiera per la pugilistica Verona Luca. Nicola Pesaggio, tuo box e Guido. Abbiamo corretto il Canteri, quindi sempre tra le riprese da 3 minuti ciascuna. Sergio Pepeto sarà l'arbitro di questo secondo ottavo di finale, categoria chilogrammi 71 elite. Ricordo che domani pomeriggio inizieremo sempre alle 17, domenica per le semifinali, sempre alle 17. La pelliccia finale il 10 novembre con le finali di questi campionati regionali elite organizzati da Box Fiorese. Siamo pronti per il secondo ottavo di finale chilogrammi 71. Nicola Pesaggio, Gregory di Candiera. Prima ripresa. Amici della Box Fiorese, coloro che hanno collaborato alla realizzazione, anche dal punto di vista economico di questa 3 giorni pugilistica nella pelliccia il 10 novembre, potete vedere sullo schermo gigante di fronte alla tribuna principale. Poi vi ricorderò anche vocalmente fuori in secondi.
E la seconda ripresa. Resta lì, aspettami, che lui viene da solo. Mette il colpo. Guarda che la mano avanti. È stato fermo con le gambe. Non mette più bravo. Bravo, vai avanti tu. Vai, esci. Tranquillo, di nuovo. Non basta dietro, seduta. Seduta lì. Bravo. Mano dietro però prima, Non ti buttare avanti, vai verso laterale. Così termina la seconda ripresa. Per il terzo ottavo di finale, sempre nei chilogrammi 71, invito a prepararsi Dario Meligatti della Phoenix Box SD e Simone Fogliano della Fight Cagliari Belluno. Terzo ottavo di finale, categoria chilogrammi 71. Attenzione, fuori il secondo. E la terza e l'ultima ripresa.
secondo ottavo di finale chilogrammi 71, per proprio il verdetto. Subito dopo, altro ottavo di finale, sempre la medesima stessa categoria, chilogrammi 71, tra Dario Nera e Simone Fogliato. Vediamo i cartellini, raccolto il commissario e quindi invito i pugili al centro quadrato per avere ricevere il verdetto finale. Vediamo il verdetto, vince da proprio il quarto di finale chilogrammi 71 al lavoro rosso. Nicola Messaggio, come lo seguire. Facciamo un applauso per i cartelli, da Fede dell'Accademia Pugilistica di Roma.